Saranno 4 i candidati della provincia di Agrigento per la circoscrizione Isole a giocarsi la partita per le elezioni europee. Giorgia Iacolino in Forza Italia, Annalisa Tardino, ex candidato sindaco a Licata per la Lega, Pietro Bartolo, il medico lampedusano, e Leo Ciaccio, sindaco di Sambuco in quota PD, e Pasquale Alba per Forza Nuova. La notizia più interessante riguarda il terremoto nel partito di Berlusconi, che ha escluso l'uscente Giovanni La Via e tutti i candidati catanesi. La Via era infatti voluto dal Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e da Salvo Pogliese ed alcuni deputati catanesi. Immediata la risposta di Pogliese, sindaco di Catania, e Basilio Catanoso, vice coordinatore regionale, che abbandonano gli azzurri. Lascio ogni incarico in Forza Italia, partito in cui, insieme a tanti amici ed amministratori, non ci riconosciamo più. Assieme abbiamo assunto il comune impegno di lavorare per riappropriarci dei valori della nostra identità e della cultura della destra, che non hanno più alcuna possibilità di espressione. Ed anche Basilio Catanoso dichiara: Forza Italia non è più in grado di esprimere una linea politica chiara e sicura. Il motivo del contendere è il braccio di ferro con il viceré nell'isola Gianfranco Miccichè. Il presidente dell'Ars è riuscito infatti ad escludere dalla candidatura Giovanni La Via, candidato vicepresidente della regione con il centro-sinistra in quota Nuovo Centrodestra alle ultime regionali ed ora tornato in Forza Italia. Si consuma così uno strappo durissimo nell'area etnea, per il fatto che nella lista non c'è nessun rappresentante di Catania. Le prossime ore saranno decisive, ma lo strappo è già consumato. Anche in casa MPA di Raffaele Lombardo la tensione è altissima. Il patto con Fratelli d'Italia sembrava quasi cosa fatta ed invece è saltato poche ore prima di chiudere le liste. La Lega gioca la sua partita da sola, lasciando che siano gli altri a litigare, e tira dritto aspettando il risultato siciliano, così come anche il Partito Democratico ed i 5 Stelle lavorano aspettando di consolidare i risultati elettorali. Gli ex centristi di Totò Cardinale e Sicilia Futura, che inizialmente erano alleati con il PD e Crocetta, adesso trattano con Miccichè e Forza Italia, perché dopo le europee qualcosa cambierà nel centrodestra e sicuramente all'Assemblea regionale siciliana, dove difficilmente i gruppi resteranno quelli che sono oggi, e quindi ci si prepara nuovamente ad un nuovo organigramma.